Tragico incidente in un'abitazione di Salzano, una bimba di 1 anno e 8 mesi ha rischiato di annegare nella piscinetta nel giardino di casa, trasportata a Padova con l'elicottero, è grave. Bimbo di 6 anni in vacanza con la famiglia scompare in mare a Bibione, ricerca dei vigili del fuoco in corso anche con i sommozzatori. Reazioni contrastanti alla notizia del ritorno a Venezia di Vittorio Zappalorto, già commissario straordinario ed ora nuovo prefetto della città lagunare. Avrà presto la possibilità di uscire di prigione uno dei 4 kosovari arrestati nella primavera del 2017 mentre progettavano un attentato terroristico a Rialto. La protesta dei residenti di via Martello a Campalto: paghiamo le tasse come tutti gli altri, anche noi abbiamo diritto a servizi decenti, invece questa strada, dicono, è un disastro da anni. 8 luglio 2015, una data che ha segnato la popolazione della Riviera del Brenta. Questa sera, per non dimenticare, è stata organizzata una biciclettata. Saldi al via, salto ai negozi e acquisti, ma con qualche freno per l'aumento delle bollette di luce e gas scattato il 1° luglio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri notiziari. In primo piano la cronaca, l'avete sentito dai titoli: tragedia sfiorata in un'abitazione di Salzano dove una bimba di 20 mesi ha rischiato di annegare nella piscinetta di casa. Sentiamo. Stava giocando con il fratello di 4 anni nella piscinetta di casa in cortile. Poco più di mezzo metro d'acqua, ma ancora troppo per una bimba di 1 anno e 8 mesi che ha rischiato l'annegamento. A Salzano era circa mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Noale intervenuti sul posto, la mamma, che era con i bimbi, a un certo punto li avrebbe fatti uscire per andare in cucina. Ma sono bastati pochi secondi, un momento di distrazione, e la piccola in qualche modo è riuscita a rientrare. Quando la mamma si è girata, l'ha vista in acqua, con la testa in giù e col salvagente addosso. Si è precipitata verso di lei e l'ha presa, cercando di praticarle la respirazione bocca a bocca e nel frattempo chiamando il 118. In poco tempo sono giunte sul posto ambulanza e automedica, ma vista la gravità della situazione si è deciso di far intervenire l'elisoccorso, che l'ha portata direttamente nell'ospedale di Padova, dove c'è il pronto soccorso pediatrico, dopo averla intubata e stabilizzata. È ricoverata in prognosi riservata. Sono in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'episodio. E ricerche sono in corso dalle 17:30 di oggi pomeriggio sul litorale, nelle acque di Bibione, di un bambino, ricerche di un bambino di 6 anni di nazionalità slovacca che risulta disperso. La zona che viene interessata dalle ricerche nei pressi dell'hotel Excelsior. Operano squadre dei vigili del fuoco da Porto Gruaro e La Tisana con i sommozzatori e l'elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Ed ora la pagina politica, incurante dell'alleanza di governo. In Veneto il Movimento 5 Stelle torna all'attacco della Lega sui vitalizi agli ex consiglieri regionali. Sentiamo. Ci sono i vitalizi degli ex consiglieri regionali del Veneto che possono essere aboliti immediatamente. Una legge da quasi 3 anni del Movimento 5 Stelle permette di eliminare i vitalizi in Regione Veneto e da 3 anni la Lega la lascia lì, chiusa a chiave dentro in un cassetto. Zaia continua ad andare sui giornali a raccontare che vorrebbe farlo, ma in verità continua ad insabbiare tutte le nostre proposte di legge, le nostre iniziative per porre fine a questo odioso privilegio. Dopo l'azione alla Camera dei Deputati per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari, il Movimento 5 Stelle torna alla carica su quelli degli ex consiglieri regionali, accusando di immobilismo la maggioranza in regione. Ora è finito il momento delle conferenze stampa e dei proclami della Lega. Se veramente lo vogliono fare, al governo abbiamo dimostrato che si può fare e quindi domani mattina possiamo farlo anche in Veneto. Sui vitalizi agli ex consiglieri la regione aveva emanato un primo provvedimento di riduzione nel 2015 della durata di 3 anni. Il carattere temporaneo era stato deciso per evitare che la norma fosse abrogata dai ricorsi puntualmente presentati da chi occupava nel passato i banchi di Palazzo Ferrofini. Se dalle nuove leggi approvate dal Parlamento arriveranno spiragli, fa sapere il governatore Luca Zaia, non avremo alcun problema ad attuare un nuovo intervento. Non ho nessuna ritrosia, anche perché quando abbiamo potuto abbiamo fatto e quando hanno potuto ci hanno anche impugnato le leggi che abbiamo fatto, per cui siamo abituati a questo. Peraltro voglio ricordare che da questa legislatura, dal 2015, i consiglieri regionali hanno la modalità contributiva, per cui pagano i contributi e avranno una pensione a 65 anni, insomma all'età della pensione. Per quanto riguarda gli ex consiglieri, spiega Zaia, serve un quadro giuridico chiaro che sarebbe bene fosse definito dal Parlamento.
Per il pregresso dico che non c'è nessun problema e l'unico particolare dico, siccome l'ho già vista ste robe, oltre a annunciarle che si faccia una legge solida e che venga applicata in tutta Italia, perché ricordo il taglio dei vitalizi e il taglio delle indennità, noi da Virtuosi l'abbiamo fatto per primi, poi c'è ancora qualcuno che deve farlo dopo 8 anni. Reazioni contrastanti alla notizia del ritorno a Venezia di Vittorio Zappalorto, già commissario straordinario e ora nuovo prefetto. Sentiamo. Mi sono assunto io la responsabilità di provvedimenti molto impopolari, come è giusto che sia tra l'altro, perché non potevo fare il turista come commissario, non sono venuto qui per scaldare sedie. Con queste parole Vittorio Zappalorto salutava la città nel giugno del 2015, dopo un anno da commissario straordinario in seguito all'arresto del sindaco Giorgio Orsoni nell'ambito dell'inchiesta sul Mose. Ora il 62enne trevigiano torna in Laguna come prefetto. Sono contento di questo rientro nella mia regione e di poter lavorare ancora a Venezia, le sue prime parole nella nuova veste. A salutarlo il sindaco Luigi Brugnaro, a cui Zappalorto aveva consegnato 3 anni fa la fascia tricolore. È una persona che conosce a fondo la nostra città, garantisce il primo cittadino per aver ben gestito la difficile fase commissariale. Un'esperienza, assicura il nuovo prefetto, indimenticabile in tutti i sensi. E certo non l'hanno dimenticata i dipendenti comunali, protagonisti di una durissima battaglia contro i tagli disposti dall'allora commissario per tornare a far quadrare i disastrati conti di Cafarsetti. Zappalorto aveva retto alle proteste senza scomporsi, spiegando pacatamente che la colpa per la situazione in città non era sua. La responsabilità è dei genitori che l'hanno lasciato uscire, che gli hanno dato un sacco di soldi, non hanno mai chiesto dove andavano a finire, che la vedevano uscire con tutti e poi la figlia rimane incinta. La colpa è loro, la colpa è dei genitori, la colpa è di chi ha permesso tutto questo. Tra gli altri provvedimenti che avevano suscitato vibranti proteste durante la gestione commissariale, il divieto tuttora in vigore per alcune imbarcazioni a remi in Canal Grande, il pesante aumento poi annullato da Brugnaro alle tariffe delle strisce blu in terraferma, il suggestivo regolamento mai entrato in vigore per limitare il rumore prodotto dalle ruote dei trolley in centro storico. È durata poche ore la caccia al rapinatore solitario che giovedì è entrato in azione in pieno giorno in una sala giochi di via Piave a Mestre, minacciando con una forbice una dipendente ed appropriandosi di un bottino di valore, 6.000 euro in contanti, oltre al cellulare della vittima e a una mazzetta di gratta e vinci. Gli investigatori non ci hanno messo molto a risalire all'identità del bandito e poco di più a rintracciarlo. Evidentemente la sua passione per il gioco è stata più forte della necessità di darsi alla macchia, visto che è stato trovato la sera stessa in un'altra sala giochi a Marghera. Si tratta di un 23enne tunisino già noto per avere commesso furti simili e assiduo frequentatore della sala giochi di via Piave. Avrà presto la possibilità di uscire di prigione uno dei 4 kosovari che erano stati arrestati nella primavera del 2017 mentre progettavano un attentato terroristico a Rialto. Sentiamo. La Corte d'Appello di Venezia ha ridotto a 3 anni e 4 mesi la pena per il più giovane dei 4 kosovari affiliati all'ISIS arrestati nel marzo dello scorso anno per aver progettato un attentato terroristico sul ponte di Rialto. Il giovane, 17enne all'epoca dei fatti, era stato condannato in primo grado dal Tribunale dei minori a 4 anni e 8 mesi. La Corte ha accolto la richiesta di uno sconto di pena presentata dal legale del presunto terrorista, che si è dichiarato soddisfatto del nuovo giudizio e ha annunciato che non farà ricorso in Cassazione. Quando la sentenza sarà passata in giudicato, per il kosovaro si aprirà la possibilità di uscire dal carcere in caso gli venga concessa una pena alternativa per favorire il suo reinserimento nella comunità. Era stata proprio una frase pronunciata dal minorenne che non sapeva di essere intercettato a far scattare gli arresti nel 2017. Con Venezia guadagni subito il paradiso per quanti ipocriti ci sono qui, aveva detto il giovane ai compagni, basterebbe una bomba a Rialto. Secondo quanto ricostruito nel corso dell'indagine, le 4 persone che componevano la cellula terroristica erano addestrate e organizzate in modo da poter compiere effettivamente un attentato dagli esiti potenzialmente catastrofici.
8 luglio 2015, una data che ha segnato la popolazione della Riviera del Brenta, e questa sera, per non dimenticare, è stata organizzata una biciclettata. 3 anni dal passaggio del tornado che in pochissimo tempo ha devastato parte dei comuni della Riviera del Brenta e in cui ha perso la vita una persona. È stato fatto molto. Chi dovesse passare adesso per Cazzago e non sapesse cosa è successo 3 anni fa neanche se ne accorgerebbe, e questo è il frutto del lavoro che abbiamo svolto noi e del lavoro dei nostri cittadini, che si sono rimboccati le maniche fin da subito per ricostruire. Difficile dimenticare quel giorno, quell'8 luglio, la paura, l'aria di distruzione che si respirava nei giorni seguenti, quando cittadini, volontari, amministratori e giovanissimi si misero al lavoro da subito. Ad oggi però ci sono delle ferite ancora aperte. Abbiamo però ancora le procedure di risarcimento aperte. Fortunatamente la Regione Veneto il mese scorso ha innalzato la possibilità del contributo dal 15 al 75% e quindi alcuni cittadini che avevano fatto domanda all'epoca potranno ricevere altri soldi. Questo è positivo perché comunque arriveremo a ristorare quasi il 100% dei nostri cittadini che hanno fatto domanda. Però comporta un ulteriore onere per la nostra amministrazione. Da 3 anni noi abbiamo una persona nell'ufficio Tornado che svolge il lavoro delle pratiche per il tornado, quindi abbiamo allocato un dipendente comunale solamente per questo. È una cosa che abbiamo fatto volentieri perché i nostri cittadini, oltre al danno economico, hanno avuto anche un danno emotivo molto importante e quindi è giusto essergli vicini, accompagnarli e dar loro tutto quello che è possibile come amministrazione comunale. All'epoca ci furono infatti delle complicazioni nella richiesta dei risarcimenti. Purtroppo all'epoca, quando è stato aperto il bando per poter fare le richieste, gli intoppi burocratici e una certa pubblicità fatta da alcuni ha portato tante persone a rinunciare e a non presentare domanda. Quello che il Comune di Dolo ha chiesto e che effettivamente sarebbe una cosa utile e importante è quello di poter riaprire la possibilità di far domanda per quei cittadini che non l'hanno fatta, perché nei primi mesi, presi dallo sconforto, presi dalle difficoltà, non hanno avuto la forza di continuare e di perseverare. Invece adesso, col senno di poi, chi l'ha fatto è stato ristorato, chi però non l'ha fatto è rimasto con l'amaro in bocca. Quindi la richiesta è quella di poter dare la possibilità di riaprire la richiesta per chi non l'avesse fatto. Per non dimenticare, questa sera alle 21 è stata organizzata una biciclettata che percorrerà le zone più colpite con partenza da Villa Fini, il simbolo del disastro ancora rasa al suolo. Ed ora la pagina dedicata ai saldi che sono partiti questa mattina, vediamo com'è andata nel veneziano. C'è tanta gente, quindi penso che aspetterò i prossimi giorni. Prima giornata di saldi e i principali negozi e centri commerciali del veneziano sono affollatissimi già all'apertura. Ma se qualcuno desiste e preferisce tornare con calma, magari anche rischiando di trovare meno articoli, c'è chi invece vuole rientrare con qualche busta piena. Io ho preso 2 magliette qui in negozio, qualche bermuda, qualche pantalone corto e diciamo che si risparmia abbastanza, anche 3 volte sul prezzo iniziale. Ma ho preso un po' di camicie, un po' di pantaloni. Hai trovato convenienza? Diciamo non molta. Perché? Perché secondo me i prezzi durante l'anno sono molto simili, non cambia molto. Scarpe, magliette, solite robe. Ha trovato convenienza? Sì. Tipo? Metà prezzo, anche di meno, insomma. Ho portato la roba in macchina, se no non so dove mettere. E ritorno. Un altro giro. Pantaloni, soprattutto. Anche intimo? Sì, anche intimo. Quindi, pensi di fare un altro giro, di tornare o sono finiti qui gli acquisti con i soldi? No, sono finiti qui, sì. Più o meno che cifra hai speso? 75 euro. Cifre sotto i 100 euro per molti, soprattutto a causa dell'aumento delle bollette scattato il 1 luglio. Ogni anno aumentano, il gas, la luce e l'acqua. E sempre in questa stagione... In questo periodo c'è l'aumento del gas, l'aumento della luce, senza guardare altre cose che non le vedi ma le trovi quando vai ad acquistare. Quello è quello che influisce di più su tutto l'andamento della famiglia alla fine anno. Bisogna vedere. Il potere d'acquisto comincia a diminuire, quindi diminuendo il potere d'acquisto fa sì che neanche
le grandi distribuzioni non hanno un lavoro, diciamo così, è tutta una catena, è come il cane che si morde la coda, insomma. Ecco. Perché altrimenti magari qualche cosina in più ve lo sareste concesso. Certo, perché dopo sì, i soldi ci sono, compri qualcosa, altrimenti il vestiario e tutto si lascia stare e si fa sempre le cose più necessarie. Pubblicità ora, a tra poco, linea alla regia. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Andiamo a Campalto per dare voce alla protesta dei residenti di via Martello. Sentiamo. Ghettizzate. Non c'è altra definizione per la decina di famiglie residenti in via Martello a Campalto, tra strade dissestate, pericoli per i bambini non segnalati né messi in sicurezza, neppure un cassonetto nel raggio di centinaia di metri. Si sono dimenticati e ci hanno abbandonato tutti, anche le forze politiche. È uno schifo. I problemi dei pochi residenti di una zona già non tra le più curate della città sono cresciuti esponenzialmente con i cantieri della Valenari bis. A un centinaio di metri dall'imbocco della strada, laterale di via Orlanda, una vera e propria voragine restringe di fatto la carreggiata percorsa spesso e volentieri da grossi camion. È una cosa inaudita perché quando esco per andare al lavoro, mia moglie che esce, cioè si trova la buca, i camion stanno tutti sulla corsia dalla parte opposta e rischiamo ogni volta di fare un patatrack, insomma, rischiamo la vita. Ad ogni pioggia la strada diviene poi a dir poco impercorribile. Se viene una bomba d'acqua, noi andiamo sotto acqua. Non si è mai visto nessuno. Il nostro sindaco, dov'è il nostro sindaco Brugnaro? O chi ne fa le veci? Vedere in che condizioni che siamo presi. I cassonetti dell'immondizia si trovano a grande distanza dalle abitazioni. In bicicletta mi faccio 1 chilometro a portare vetro, plastica, ramaglia, in bicicletta. Ho 77 anni. Inevitabile quindi la rabbia dei cittadini, specie i più anziani. Avevano fatto delle promesse per fare i lavori e non sono state mantenute. In ogni modo non è serio per questi anziani che abitano in queste case qua. Sono una cittadina come gli altri, pago le tasse e vorrei sapere che fine che faccio. Tra le richieste più volte formulate quella di collegare l'attuale cul-de-sac con via Gobbi attraverso l'apertura di un passaggio in via dei Lamponi. Basterebbe una variazione minima dei lavori attualmente in corso, ma finora la voce dei residenti è rimasta inascoltata. Perlomeno che ci diano la possibilità di una pista ciclabile o pedonale in maniera che 2 bambini o le persone che hanno una certa età non abbiano nessun problema di uscire su una strada molto pericolosa dove è trafficata di camion e un pericolo costante. E se anche voi, come questi cittadini, avete dei problemi che non riuscite a risolvere, potete scriverci, c'è uno spazio appunto dedicato a voi, la nostra rubrica è Lo dico ad Antenna, segnalateci disagi, problemi, noi interverremo. I contatti li vedete in sovraimpressione, per le mail all'indirizzo redazione@antenna3.it, per i messaggi vocali la segreteria telefonica allo 04220230 0898, mentre per gli sms o i WhatsApp il numero è il 351 1755 340. Ed ora lo sport, perché Bebe Vio ha vinto la Coppa del Mondo a Varsavia, la campionessa paralimpica di scherma è salita sul podio e subito dopo ha condiviso la gioia sui social con i propri fans. Vittoria ha annunciato su Facebook e ora ragazzi, dopo i giochi senza barriere, gli esami universitari, la Coppa del Mondo a Varsavia, posso pure rilassarmi, così ha scritto Bebe Vio sul social. La campionessa ringrazia tutti per il grande tifo. Ed ora il calcio dilettantistico, alle premiazioni anche 2 nomi noti nel veneziano, la giovane Chiara Tasso e Pietro Martire.
Il Veneto sta dando un'impronta completamente diversa perché sta valorizzando specialmente il settore giovanile, le squadre che tirano su dei grandi atleti e certamente questo ha prodotto anche un balzo in avanti di molte squadre della nostra regione. Nelle parole di Bardelle si sintetizza il lavoro svolto con impegno e fatica nell'ultimo anno del movimento del calcio dilettantistico veneto, festeggiato la scorsa settimana a Monastier. Premiate tutte le società vincenti il proprio girone o la coppa disciplina di categoria, incluse quelle di calcio a 5 e calcio femminile, che nello specifico ha visto distinguersi 2 atlete insignite del premio Fair Play, Chiara Tasso del Marcon e Sara Chieppe dell'Hellas Verona. Durante la partita dell'Hellas contro Marcon ci siamo scontrate e un po' duramente, diciamo. Ed è andata a finire che lei ha preso, diciamo, la peggio, e si è fatta male il ginocchio e mi sono sentita in dovere intanto di buttare fuori la palla nel momento in cui si è fatta male e di andare a soccorrerla insieme all'ambulanza e ai suoi massaggiatori comunque. Nonostante fossimo comunque rivali, perché Marcon e Verona sono sempre stati rivali, è bastato, diciamo, un gesto per diventare amiche. Presente anche Pietro Martire, neopresidente della Camponogarese. Mi sono fatto male 14 anni fa sul campo della Camponogarese Calcio, ho subito durante una partita contro il Villatorra una lesione midollare che mi ha costretto, non mi piace usare il termine costretto in sedia a rotelle perché la mia sedia a rotelle mi piace e mi permette di fare tante cose, tra le quali quella di diventare presidente della Camponogarese. Quando me l'hanno chiesto è stato per me una cosa inaspettata, però sai, quando fai le cose con passione, ci metti passione e amore, possono solo venire cose stupende e meravigliose. Ecco, chiudiamo questa edizione con una buona notizia. Vi avevamo riferito poco fa delle ricerche in corso a Bibione per un bambino di 6 anni di nazionalità slovacca che risultava disperso. Al lavoro erano anche le squadre dei sommozzatori e i vigili del fuoco nelle acque antistanti l'hotel Excelsior a Bibione. Bene, proprio pochi minuti fa fortunatamente il bambino è stato ritrovato, non era in acqua ma sulla battigia piena di gente, si era perso, quindi insomma tutto bene fortunatamente per questo bambino. E noi chiudiamo quindi questa edizione del TG di Venezia, come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo asciutto e stabile ovunque, ampio soleggiamento infatti con cielo sereno o al più con poche nubi sparse, possibili soltanto degli addensamenti sui settori meridionali della nostra regione, ma senza altre conseguenze. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi. Diamo ora uno sguardo alla situazione del Friuli Venezia Giulia. Sarà praticamente immutata con tanto sole ovunque, infatti sarà una splendida domenica soleggiata e stabile. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato ovunque, con il cielo che si presenterà in prevalenza sereno o al più con poche nubi sparse. Qualche addensamento sarà possibile sui settori alpini di confine dove non sono esclusi degli isolati piovaschi pomeridiani. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!